finalmente, dopo mesi e mesi che non facevo una live, proprio per il mio compleanno, eccoci qui di nuovo insieme. E sono a casa, come vedi, della mia mamma. Salve. Mettiti più vicino, ma così, sì, no, ecco, perfetto. Auguri. Salve. Ancora non c'è nessuno, ma arriveranno sicuramente presto. E infatti, benvenuto. Oggi sono 29, ebbene sì. Il titolo, ciao Cinzia, benvenuta. Il titolo è tutto un programma, nel senso che non a caso ho scritto è tutto un pasticcio, perché, è vero mamma? Esatto. La lasagna al forno, In Friuli, Venezia Giulia, viene chiamata pasticcio. ecco, quindi oggi vi farò vedere, anzi la mia mamma vi mostrerà come preparare le lasagne al forno, che è una ricetta che mi è stata richiesta da Giuliano Benneti. Quindi uniamo un pochino le cose. Giuliano, c'è da dire anche, io guardo verso qua perché mia madre è da questo lato, che Giuliano è del Trentino Perfetto. e mi ha richiesto proprio una ricetta con i funghi. Benissimo. Quindi meglio di così non si può. E io direi di iniziare subito. Ringrazio tutte le persone che saranno in questa live, parteciperanno a questa diretta, perché sono veramente contenta di poter festeggiare con voi. Adesso giro la fotocamera perché vi mostro gli ingredienti. Se si gira, gira, il mondo gira, perché non ruota? Ok, avete visto la mia mamma? Per un attimino. Dimmi mamma, Allora, quello che ci occorre. piselli, Sì, quanto i grammi più o meno? un sacchetto di piselli. Sì, Sugo, sì, normale. sì. Si può Farci. anche fare con il ragù, giusto? Sì, se si vuole. E mia madre lo sta anche preparando, tra l'altro. I funghi, così in Trentino. Qua non si vedono bene. Sì, però sono, Perché sono sì, no, trifolati. non si vedono bene per via della luce. Sì. Sono Poi, trifolati. E la besciamella confezionata. scusa, sì, La besciamella. perfetto. Ecco questa. Poi le lasagne. Yes. Il burro. Uh-huh. Burro. E Ed infine il Il parmigiano grattugiato. sì. Ok. Adesso andiamo ad assemblarla. Quindi Benissimo. la Vediamo teglia. una pirofila. Sì. Una pirofila. È tutto in live, tutto in diretta, E quindi tagliamo direttamente il burro. il burro a dadini. Perché andrà messo, inserito all'interno della pirofila. Sì, per non far attaccare all'interno della pirofila le lasagne Sì, con la pirofila stessa. certo. Che carina sta Piccola la pirofila. tovaglia, no? La tovaglia. Ah, La tovaglia è con particolare. le galline. Allora, piccoli dadini Sì. sparsi. C'è forse anche chi mette l'olio, giusto? No, non conviene perché diventa troppo unta la Ah, pirofila insieme alla lasagna, no, sì. non conviene, no. Io non lo faccio. Lo Ok. togliamo così. Prendiamo le Che è lasagne. concentrata la mia mamma. Ah, l'ho ripreso, ragazzi. Vabbè. Grazie Laura, grazie. E adagiamo 2 fogli. Sono fuori, mannaggia. E io l'ho detto che oggi dovevate stare attenti. 2 fogli di 2 insieme a 3 fogli, Allora, così adagiati. perché lo metti a crudo, ma?
Perché queste sono già un genere di lasagne che vengono cotte già all'interno del forno, quindi Ah, non c'è bisogno di... ok, ok. Poi, Grazie mille comunque per gli auguri che mi state facendo, sono veramente contenta oggi. Guarda che meraviglia. Grazie, grazie. Ti fanno i complimenti, mamma. ah, di che cosa? Che meraviglia, che sei una meraviglia. Sì, Allora, bellezza. Ecco, adagiamo il sugo sì. in tutta la parte delle lasagne. Voi invece come le fate? Scusate per le notifiche, ma purtroppo con i dati mobili non si può mettere la modalità aereo. Mettiamo pochissimi, la quantità che si vuole di piselli, io non ne metto tanti, eh. Ah, Metto di più se ci sono funghi, non ne ho fatti neanche tanti perché questa è una pirofila per 2 persone, eh. mm. Poi ognuno può fare la quantità che si vuole. Che vuole. Io non metto tanto. C'è pure l'aglio lì. Ah, mamma, come Non lei... c'è un Sì, problema, vabbè. se poi si lascia. Semplicemente l'hai fatti i funghi con Sì, trifolati olio. con l'olio, Eh. con Sì. la cipolla, l'aglio e soffritti con l'olio e poi aggiunto alla fine il prezzemolo. Ok. Dico io una cosa, le lasagne, ragazzi, a me non piacciono. Mia madre mi sta facendo il ragù a parte, che ora poi vi riprendo anche. Io non mangio le lasagne al forno, però è una ricetta che la sto facendo volentieri, anzi mia madre la sta proponendo volentieri a voi. Besciamella? Ecco, la stiamo aggiungendo, Sì, la quantità che si vuole. Ecco, io così, non di sì, più. Poi la continuo ad aggiungere dopo. ok. Ora ricontinuiamo a fare lo stesso procedimento. Mi raccomando ragazzi, se vi sta piacendo questa Esatto. live, condividetela sui social. Il procedimento è lo stesso, uguale. Continuiamo a fare lo stesso modo. Sugo, Ok. Noi come gusti io sono abbastanza difficile, la pasta al forno non mi è mai piaciuta. È l'unica, vero ma? no, infatti, non ho mai capito perché, ma Vabbè, io so dei gusti, ripeto, molto piace a molto tutti. particolare. I piselli di nuovo. Di sottofondo mia sorella che sta passando l'aspirapolvere. Facciamo così. Ecco, aggiungiamo questi Ok. e poi aggiungiamo di nuovo. Il procedimento è sempre lo stesso, Sì, non certo, è cambia. a strati. A strati. A strati. Solo alla fine, quando è finito tutte le lasagne sono state disposte nella pirofila, si aggiunge il formaggio alla fine proprio. Grazie Dori per gli auguri, grazie. Ecco, di nuovo così. Il procedimento di nuovo. E fai quindi mamma 3 strati? 4, 5, in base a quant'è l'altezza della pirofila. Ok, ok. Io ho ripreso mia madre a sorpresa, Non lo fare però, lo sai che però io preferirei no. no, lo sto facendo per non fare solo il discorso della lasagna, sennò poi diventa monotono. Sì. Solo per questo motivo. Però non è Se così. fosse stata una ricetta così... Però non sono tutta questa bellezza da essere ripresa. Però intanto mamma ti fanno i complimenti. Addirittura Laura mi ha scritto che Laura è della Germania, cioè è siciliana però vive in Germania. E mi ha fatto i complimenti perché tu sei una mamma premurosa, mi ha detto. Attenta soprattutto, Sì. sì. Vabbè, lo sono sempre stata. Eh, Continuiamo a mettere. Io faccio il possibile, l'ho sempre fatto per i figli e lo farò sempre. Questo mamma è- mia l'aglio, mamma, è nulla. l'aglio, l'aglio! A lui piace, a me e a tuo padre, perché questa è una pirofila solo per me e tuo padre. Non lo mangerà nessuno. Sì, ma l'aglio papà non lo E digerisce. non glielo do. Ah, non ti conviene toglierlo. Lo lasci? Ma non succede nulla. Quanti fratelli hai, Ire? Una sorella, più piccola di me, ha 25 anni. Ok, io direi ne faccio ancora uno. Quindi sono praticamente Sono 5. 5. Io ne faccio Ok. ancora uno, questo è il finale. Ok. Non ce ne sono più, perché vedi che già ormai sono arrivata come livello. E praticamente ho finito gli ingredienti Sì. e metto solo il sugo in questo istante. Sì, Non metto altro.
e poi come strato finale il parmigiano, Ora? giusto? Ora metto un po' di sugo ancora. Sì. E quanto dovrà cuocere, mamma, per quanto? E quando poi dopo si aprirà il forno si guarderà, Sì. perché non vuole tanta cottura, 20 minuti. mezz'oretta, Ah. mezz'ora. Perché Però bisogna controllarlo, dare un'occhiata. ricordiamo che le lasagne sono messe a crudo Esatto. e non Quindi, sono state né sbollentate né niente. nel finale mettiamo ancora la besciamella. Sì, praticamente è come fare il tiramisù, la stessa cosa. Grazie Stefano, grazie. Quante cure mi stanno arrivando oggi. Ecco qui. Grazie Violetta. Ora mettiamo Il il parmigiano. parmigiano. Poi ci racconti se ricevi sorpresine. Già la mamma sta a cucinare. Certo, poi vi faccio vedere il regalo in caso su Irex in the Wonderland, il mio secondo canale. Quindi se non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo. Ecco. La disegno, infatti io ieri vi ho mostrato dei disegni che mi avete anche richiesto voi, tra l'altro. Ora tra un po' giro la fotocamera, anzi lo giro adesso. Eccomi qua. Allora, quindi mi siedo e scusez-moi perché così non... Perfetto. Allora, le lasagne se sono già cotte, precotte, 20 minuti. Se non sono cotte come in questo caso, più di mezz'ora, Ecco. capito? Per Sì, questo motivo. anche perché poi devono creare una sorta di crosticina. Un saluto anche alla tua mamma, un grande abbraccio, ritorno al mio lavoro. Buon lavoro! Grazie. E siete bellissime, ci dice Patti. Aspettavo. Grazie. Grazie. Sì. Mi fate arrossire. Già che ci sono poi le guanciotte rosse. Allora, Foto poi col fard. si deve mettere sopra La carta la stagnola. carta stagnola perché non deve bruciarsi. Colletto, Patti. Ecco qui. E Perfetto. si può mettere in forno con la carta stagnola, è importante dirlo? Questo è importante. Ok, temperatura? Temperatura 180 gradi. 180 gradi, preriscaldato? Sì. Ok. Fatto. Ok, perfetto. Quindi già mia madre ha informato. La ricetta termina qui. Se avete domande, curiosità o qualcos'altro me le potete scrivere. Facciamo 15 minuti di live, siamo a 13 minuti e 18, così facciamo totale. Perché solitamente è da tanto che non faccio, come ho già detto poc'anzi, dirette, live. Quindi ditemi se vi sono mancata un pochettino. Spero di sì. Mi trovate invecchiata? O no? No. Bella sta pianta, ma. Guardate che bella pianta. Che cos'è pianta grassa? So scema. Però è bella. È bella, sì. È bella perché è il rosso. È bello. Ma che sei giovanissima, che dici? Manco più tanto. Manco più tanto. Come passa il tempo dopo 18, io sono a 26. Dopo 18 sì, anch'io. sono Vero, 55. vero. No, ma Guardavo che erano passa tanto velocemente il tempo. Il ragù lo devi vedere? Ah sì, mamma, facciamo vedere il ragù. Vieni. Aspetta, vi faccio vedere il ragù che io ora mangerò quello. Quindi, un attimino. Aspettate che... Voilà! Ditemi cosa ne pensate. Oggi è particolare come live.
Buono, buono, buono. Ok. E che carne ci hai messo, ma? Carne di manzo, Mm, la parte più morbida comunque. sì. L'olio naturalmente, la cipolla, Eh? aglio no, e solo, soprattutto il vino bianco, Ah. che è una E ricetta un po' particolare, viene molto più fine. basilico? No, non si mette alla Ah no? fine. Manco né prezzemolo, No, niente? no, 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 è meglio lasciarlo così, perché c'è il vino che deve evaporare ed è meglio lasciare senza nessuna Ah, essenza, niente. ok. Ti fanno i complimenti. Perché dicono una persona ha scritto anche come se sentisse il profumo attraverso lo schermo. Sì, questa sì, vabbè. Non vedo Elisa, sta pulendo. Allora, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio infinitamente per... te l'ho fatto il regalino? Ancora non lo so. Vi ringrazio infinitamente, Balbetto, per essere stati con noi. Mi ha fatto tantissimo piacere. Grazie, grazie, grazie ancora per tutto e per seguirmi sempre con immenso affetto. Un bacione! Arrivederci.